Dopo una settimana di pausa dovuta al nostro turno di riposo siamo tornati pronti più che mai a continuare ad allungare la striscia positiva. Dopotutto il Bolano Volley viene da un momento di forma veramente spettacolare, 4 vittorie consecutive, 12 set vinti contro 0 subiti, quindi l'obiettivo ovviamente dal lato nostro è ripetersi per continuare la striscia. Dall'altra parte una squadra vogliosa di muovere la sua classifica perché è veramente al limite della zona retrocessione. Amiche ed amici sportivi, buon pomeriggio, anzi buonasera, perché ormai sono quasi le 19, da Lorenzo Minacapelli. Siamo in diretta dal palazzetto comunale di Pavia di Udine per la 19ª giornata del campionato di Serie B1 Girone C, che vede a confronto il Blue Team Pavia di Udine contro la Rotoblast Bolano Volley. Mancano solo 15 minuti all'inizio di questa partita, anzi 12 minuti, perché ovviamente il cronometro scorre anche se la diretta è iniziata alle 15 e sono già passati 3, quindi il momento si sta avvicinando sempre di più, quindi obiettivo. Iniziano già ad arrivare anche i tifosi del Blue Team, infatti suonano le trombe per acclamare la squadra che ci sta ospitando, ma anche la squadra ospite, in questo caso noi abbiamo i nostri tifosi pronti a darci la carica. Mandiamo subito i saluti ai miei compagni di viaggio di oggi, Andrea Zeni, il nostro scout. Ecco la tromba più forte che mai, che dà la motivazione giusta. Dicevo, saluto ad Andrea Zeni, il nostro scoutman, che farà il nostro mago delle statistiche. Ad affiancarmi in cabina di regia oggi c'è Fabrizio Saba. Saluto anche ad Alan Perloffa che è pronto a darci supporto dalla panchina invece che dalla cabina di regia. Allora, noi stiamo quasi per cominciare, mancano poco più di 10 minuti all'inizio di questa 19ª giornata. Sarà un'avventura molto bella dopo un bel viaggio, perché noi venendo da Volano siamo ormai nel Friuli Venezia Giulia, quindi ci aspetta una grande partita e speriamo per tutti voi che sia anche per voi una grande partita. Allora ci prendiamo una piccola pausa e torniamo tra poco per l'inizio della campionato.
Eccoci nuovamente a microfono aperto qui al palazzetto comunale di Pavia di Udine. Stiamo per cominciare la partita odierna, 19ª giornata, campionato Serie B1 Girone C, Blue Team Pavia di Udine contro Rotoplas Bolano Volley. Vi ricordo che prima dell'inizio della partita odierna verrà osservato un minuto di silenzio in ricordo delle 74 vittime della strage di Cutro, la strage di migranti che ha colpito il nostro paese. Sulla linea gli arbitri dell'incontro con il signor Daltio del Stritto di Napoli. Spero di riuscire a fare la telecronaca bene qui, perché comunque qua rimbomba tanto, le trombe si sentono fortissimo. Non c'è lo speaker dell'incontro, quindi non c'è lo speaker, quindi deduco che si scenderà già in campo e quindi si procederà subito, credo, con il minuto di raccoglimento. Poi chiedo allo scoutman di segnarmi. Ah, non ce li hai? Ok. Niente, oggi il mago delle statistiche ha spento la magia per il momento, ma attiverà ovviamente durante la partita. Ok, allora vediamo poi lo starting player direttamente dal campo di gioco. Allora, il nostro dovrebbe essere il classico De Val, Mannucci nei ruoli di centrali, Manetti scusate, nei ruoli di centrali, poi La Piera nel ruolo di libero, poi Braita palleggiatore, Orlandini e Bellini nei ruoli di schiacciatori e la Carli nel ruolo di opposto. Esatto, ovviamente capitanate dalla nostra Jessie De Val. Andiamo dall'altra parte, allora vedo la Tangoi, poi la numero 12 Pascucci, poi il libero è la numero 13 Rachele Morettin, poi numero 11 Maria Martuzzi, poi la numero 3 Margherita Manni e poi difficile qua. Allora vediamo un po' i numeri delle altre giocatrici, vediamo la giocatrice al servizio, però vi ricordo che vediamo se non si riesce a vedere perché dietro dietro un mare di maglie non si riesce a capire il numero di maglia. Pronto il fischio, viene battuto il servizio e adesso rispettiamo in silenzio anche noi il minuto di silenzio in ricordo delle vittime della strage di Cutro. Ok, abbiamo commemorato le vittime della strage di Cutro e sta per cominciare la partita. Ok, un po' di passaggio di testimoni tra me e il nostro regista. Allora, pronto il servizio di Pelati, battuto Bellini in primo attacco, viene difeso dal libero, poi a 7 palleggia il colpo tentato dalla numero 12, non è andato a buon piede Pascucci, invece la per la conclusione comunque a Parlatini al servizio
alla nostra capitana Jessica De Val. Vediamo il servizio di Jessica. Battuto sul libero Moretin. Attacco tentato dalla numero 11. Marcusi non è andato a colpire. Servizio Maria Marcuzzi per Blue Team. Vediamo il servizio di servizio di Bellini. Vai da lato piaciuto. Mani out. Il nastro, ma riesce Blue Team a evitare il punto. Pallonetto non c'è due mani. Puntata al Tacconi. Servizio di Santoi in rete. È a 2 rotta. Il primo errore della partita è del Blue Team. 3-2. Il servizio va Emma Orlandini per la Rotoplat Volano Volley. Il servizio battuto è out. 3 pari. Non riesco a vedere il numero perché c'è proprio maglie blu che mi oscurano la visuale. Servizio battuto da su Piero Bon. Braida ha una mano sola. Bellini deve concedere una free ball. Palleggio di Pelalpi. Ora il servizio va ancora la numero troppe maglie davanti, non riesco proprio a vederlo, chiedo scusa al pubblico. Servizio battuto sempre su Piero Bon. Era la numero 12 Pascucci, attacco Pascucci, palleggio provato, difende Piero Bon. Pascucci ancora lei al servizio di Milan battuto dalla esperta giocatrice Piero Bon. Braida Manetti difende proprio Pascucci all'atto di Pettello, però c'è più gol. Palleggio in centro, attacco di Pascucci, l'inizio della Capalladini sarà costretto a chiamare il primo time out. Eccolo qua, mix spot per noi. Nuovo in diretta dal palazzetto comunale di Pavia di Udine, siamo sul 6-3 nel corso del primo set a favore della formazione allenata da Pasqualino Leone. Ancora Giulia Pascucci al servizio per Blue Team.
riceve Bellini. Braida Petruzzello attacca, attacco è vincente, punto di Carli. Facciamo un po' le distanze. Giulia Manetti, ora lei va al servizio per la formazione biancorossa di Luca Parlatini. Della Rotoplas, la ricezione sbagliata. Ancora Giulia Manetti al servizio, meno 1 adesso. Servizio battuto, riceve Veralpi. Manni, attacco murato da Bellini. Pari, poco parità. Giulia Manetti ancora lei alla battuta. La volta è out. Nuovo vantaggio per il Blue Team. Ora al servizio Elisa Ester Bertolla. Servizio battuto. Riceve Bellini. Piero Bon. Lato Bellini che attacca. Centra l'attacco di Alice. Sette pari. Servizio affidato a Braida. Manni, attacco murato di Peralpi, ci prova 8-7, si fa sentire il pubblico di fede bianco-azzurro, bianco-blu. Ora al servizio dovrebbe esserci Giulia Pascucci, no, scusate, Margherita Manni, la palleggiatrice. Servizio di Manni, sempre su Bellini. Braida va subito, ha dovuto impegnarsi perché era una fucilata questo palleggio. L'attacco tentato da Sangoia non è andato a buon fine. Piero Bo, lato Bellini, pallamento tentato, difende. Pari, tutto ancora dell'Aldi. Alice Bellini. Invece l'ultimo punto. Servizio di Bellini, impegna in rete. Al servizio Giulia Pelabbi. Servizio battuto, riceve Orlandini. Bellini in bagger, Orlandini attacca, difende Moretin, Manni, dato l'attacco, Sangoia non è andato a buon fine, ci prova Petruzzello nel doppio vantaggio per la formazione di Udine. Ancora Pelabbi, ha ricevuto Orlandini in difficoltà. Braida attacca Orlandini ma difende Morettini. Manni Pascucci vincente 9 18. Ottimo inizio ancora Pelabbi. Questa volta porta dall'altra parte, prova Petruzzello, è lunga, difende Petruzzello, però c'è la free ball. Manni difende Orlandini, Bellini, lato di Orlandini per attaccare, prova l'attacco ma viene difeso sempre da libero. Sangoia
Di nuovo in diretta dal palazzetto comunale di Pavia di Udine. Per il momento sembra superiorità in campo del Blue Team. Speriamo per i nostri tifosi ovviamente che la squadra di Luca riesca a riscattarsi. Pronto il servizio di Pelatti, servizio battuto su Piero Bon che riceve bene. Braida al centro, Bellini attacca, attacco, bravo. Per Squadrino Leone, aumenta 5 punti il vantaggio. Orlandini che riceve Braida, lato Piello con l'ausilio del muro non riesce ad attaccare perché c'è la difesa di Sangoi. Dall'altra parte attacca ancora al servizio c'è Pelaldi. Orlandini che deve Braida, Bellini free ball, riceve 18, terribile, cambio del libero, entra Cramerotti per riceve Cramerotti, però c'è la free ball dall'altra parte, l'attacco tentato da Sangoi, non è andato buon fine, attacca Bellini subito, ci prova almeno, però difende Morettini, che pallonetto, impegna Cramerotti e evita il peggio, prova Orlandini ma niente da fare, Manni, Pascucci, difende Braida, Cramerotti, lato Orlandini, corto Cramerotti. 19, pronta De Valle. Sentiamo adesso il primo giro di rotazione. De Valle riceve arriva Reis per la nostra Jessie. Facciamo ancora un po' le distanze, 5 punti adesso. Riceve attacco, subito Orlandini, Morettini, Pucci, provato De Valle dentro la andare e Maria Marcussi al servizio buon servizio di Marcussi, Manetti l'attacco di Giulia subito, Manetti 11-16, sempre 5 punti a separare le due formazioni, ma speriamo che possa essere un po' di lo riceve attacco subito tentato da Sangoi ma difende Bellini, Orlandini attacca, ci ha provato Manni, lato di Pascucci, difende Cramerotti, free ball, Manni al centro scende di servizio Giada Sangoi, scusate, Giada Sangoi riceve, ci ha provato subito Manetti,
di fede di Felalci. Prova Braida subito dall'altra parte, però niente da fare. Pascucci. Di questa giocatrice classe 1983 è vista 18-11 in più 7, massimo vantaggio di questa partita. Camerotti, arriva l'Ace. 19-11. Mamma mia, il primo set del Blue Team. Servizio battuto in Rovino del net. Una volta il palazzetto comunale di Pavia di Udine. Ancora Giada Sangoi, autrice di 2 ace consecutivi, ma il terzo non gli riesce. 12. Cercare la rimonta in questi ultimi minuti. Servizio battuto dal lato di Sangoi, ma non è andato proprio. Che l'attacca. Ancora Sangoi, no scusate, Pascucci, servizio battuto su entra Pirobon, entra Pirobon per Camerotti. Orlandini questa volta riceve bene. Bellini. Durata. Stavolta il muro vincente. Bertolla al servizio, battuto il servizio, riceve Orlandini, bravo Orlandini, out, gol per la Pavia di Udine. Speriamo che le nostre ragazze nel secondo riescono ad avere un reset e ritornare a essere quelle che abbiamo visto nel corso delle ultime 4 partite. De Valli, attacco vincente, 12-24, Erika Braida al servizio. Atto 5-14 allora, primo set a favore di Udine. Prendiamo una pausa e torniamo con il
Does the beat take you over? You just can't breathe. Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones? Does the bones take you? Do you feel your bones take you? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones take you? Take you? Do you feel your bones? Does the bones take you? Do you feel your bones take you? Take you? Do you feel your bones? Does the bones take you? Do you feel your bones take you? Take you? Do you feel your bones? Does the bones take you? Do you feel your bones take you? Take you? Do you feel your bones? Does the bones take you? Scusa. Solo. Ho urlato un po' troppo, non perdono. Non in diretta. Comunale inizia subito, Orlandino in servizio, battuto Florentin, Manni, l'attacco di Pascucci viene difeso da Glielobori. Provato l'attacco Bellini ma non è stato difeso. Manni, Tangoi per Orlandini, lato Petruzzello e vincente. No, out. Out 1-0. Viene Udine. Per Udine e la Marcucci, la centrale. Punti di squadra. Cominciamo da quelli del Blue Team Pavia di Udine. Raida. Cambio durato 2-0. Punto per Manni, 2 per Pelalpi, 5 per Tangoi, 2 per Bertolla, 1 per Marcucci e 9 addirittura per Pascucci. 20 punti di squadra, 5 su errore. Rotoblast, Volano Volley, 2 punti per Deval, Manetti, Orlandini, Petruzziello, 1 punto per Braida, 3 punti per Bellini, 12 punti di squadra, 2 errori soli del Blue Team Pavia di Udine. Quindi anche stavolta Muro vincente, alle 2-1 per la Rotoblast. Stavo dicendo che anche in questo set ha prevalso il
Sangoi, già da Sangoi al servizio per tutti. Consiglio del net riceve De Val. Braida, lato Petrucciello prende in controtempo, però si deve impegnare anche Sangoi. Attacco tentato subito dalla numero 9 e Bertolla, ma non è andato a buon fine il suo attacco. Attacco out, poi 3 pari. No, scusate, 3-2, infatti, Giornata 3-2 il punteggio. Riceve Pascucci. Manni, lato Pascucci, al momento top player. Questa, scusate, top score dell'attacco. 3 pari. La pausa di sponsor mi sono anche dimenticato di dire che dopo 12 set consecutivi vinti è arrivato il primo set perso del girone di ritorno, ma poi doveva succedere. C'è la free ball, De Val. Braida, dato il pallonetto. Ci ha provato 2 volte, ci ha provato Bertolla. E arriva il numero vincente di tentati da Bertolla. Bola ancora dalla Rottoplas. Vediamo Ballini. 6-3. Ecco la vera Bellini. Il po' per noi. In diretta dal palazzetto comunale di Pavia di Udine, siamo sul 6-3 nel corso del secondo set. Vi ricordo che il primo set ha visto il Pavia di Udine vincere per 25-14 la prima occasione. Infatti sentite ancora Braida su Pascucci questa volta. Attacco provato da out, un altro errore, un altro punto per la Rotola. 7-3. Federica Braida, servizio ancora il servizio, stavolta super alti. Manni l'attacco, provato l'attacco, non è andato così. E poi è riuscito ad andare sul 7-3, quindi ha fatto un break di 6-0. Ora Giulia Pascucci al servizio, riceve Piero Braida, De Val con difficoltà, lato Petrucciello, curato, Braida ancora il Petrucciello, terzo muro, ma ancora una volta terza difesa. Bellini torna nella metà campo friulana. Pascucci pallonetto,
Bellini c'è un miracolo, ha evitato il peggio. Manni, Pascucci, ancora Pascucci al servizio. Orlandini dal lato di Bellini, pallonetto con l'ausilio di Bertolla. Morettini, attacco tentato da Beraldi, ma al muro devia l'attacco. Bene, 8-5 appunto di Bellini, che va anche, prima c'è l'intervento della Mappez. Alli a favore della Rotoplas, battuto in rete, servizio in rete, 6-8. Per la Rotoplas. Ester Bertolla al servizio. Che la intuisce che va fuori. 9-6, vantaggio sempre di 3 punti per la Rotoplas. Jessica De Val. Margherita Manni al servizio per la formazione di Pasqualino Leone. Meno 1 adesso. Sembrava veramente telefonato questo Ace. Peccato, abbiamo perso un piccolo break. Adesso c'è solo un punticino a separare le due formazioni. Riceve Bellini, Pedruzziello, Cardi, 18. Il mini spot è stato un super mini spot, allora torniamo in diretta. Speravo di prendermi una pausetta più lunga, invece no. Torniamo subito in diretta. Piccolo problema con lo sponsor, però cercheremo di rimediare per la prossima partita e chiediamo scusa ai nostri sponsor che senza di voi, come dico sempre, non siamo nessuno e non possiamo avere nessun aiuto, quindi ovviamente nuovo in diretta 8-12. 4 punti tra le due formazioni.
Poi pallonetto ancora per Braida a difendere. Fallo, doppia. La rabbia di Coach Leone verso le sue ragazze. Dentro. Bello. Arriva Lake. Accenno polemico del libero. Ora il team nei nostri confronti, però era bellissimo dentro. E Veralti prende il punto. Seconda 14. Al servizio Giulia Veralti per Blue Team. Riceve Bellini, Braida, lato Orlandini, attacca, viene difeso da Pascucci, Morettin, Pascucci attacca, out. 19. Ora al Orlandini, riceve Pascucci, Manni, 100 punti. Andiamo a proprio subito prova l'attacco Bertolla, Manetti, Bellini. Bellini 10. Giulia Manetti al servizio. Giulia battuto e Albi riceve. Maniamo una mano Bertolla. A 16 servizio, Jonathan poi servizio con l'audio del net, riceve Bellini, Braida, lato di Bezzello, difende Veralti, Manni, Pascucci, pallonetto provato però difende Bellini. Bellini. Braida al servizio e out. 12-17. Ora al servizio Giulia Pascucci per i Blue Team Pavia di Udine. Da Bertolla, Braida dall'altro lato, Bellini, Alice 12. Bertolla
il servizio di Bertolla su Piero Bon. Braida. Bello. 9-13 punteggio nel corso del secondo set. Ricordo a chi tifoso e sintonizzato soltanto ora che il servizio di Deval proprio per Albi che è andato a attaccare. Orlandini attacca, difende, poi prova di nuovo per Albi per difendere Orlandini. 20-13. Braida. Orlandini ha provato la spuccia di Feto. Subito ha tentato l'attacco Marcuzzi per non andata con Pedruziello difende Sangoi. Pascucci difende Bellini, ma c'è la free ball di De Val. Pascucci ancora. Subito ha provato Marcuzzi ma non è andato a confine. Pedruziello. Punto per allora servizio Margherita Manni per l'ultimo pavia di Udine, 14-20. In rete Manni in rete 1-14. Allora il servizio e ora il servizio va Carli. Oh, attenzione in due sulla palla. Poi nonostante per Alpi alla battuta per il pavimento, servizio su Piero Bon. Braida Orlandini e punto vincente. Continua con il punteggio. No, Manetti e Braida, scusate. Monster block, monster block, monster, monster, monster. Out di Orlandini. 16-23. Cambio. Esce Giulia Manetti ed entra Caterina Minori per Rotoplas, volano volley. Maria Marcucci 24-16, gol per la Rotoplas. Battuto su Pascucci. Manni stato vincente di Sangoi 17-24. La prima
Cordova. Al servizio va proprio Giada Sangoi, l'autrice dell'ultimo punto di questo secondo set. Vediamo il servizio. Servizio molto bene. Bellini. Provato Moretti anche quello del muro. Oh, attenzione. Pascucci ha dovuto concedere una free ball. Però Braida che corsa ha dovuto fare. Bellini pallonetto, difende Morettini. Magni, lato Pascucci. Quello del muro e arriva 24. Bellini e chiude Bellini 18 1 pari al Pala centro comunale andiamo con il secondo e torniamo per l'inizio del terzo set. Does the beat take you over? You just can't breathe. Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones? Does the bones take you? Do you feel your bones take you? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones take you? Take you? Do you feel your bones? Does the bones take you? Do you feel your bones take you? Take you? Do you feel your bones? Does the bones take you? Do you feel your bones take you? Take you? Do you feel your bones? Does the bones take you? Do you feel your bones take you? Take you? Do you feel your bones? Does the bones take you? Over, you just can't breathe. Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones take you? Take you? Do you feel your bones? Does the bones take you? Do you feel your bones take you? Take you? Do you feel your bones? Does the bones take you? Do you feel your bones take you? Take you? Do you feel your bones? Does the bones take you? Do you feel your bones take you? Take you? Do you feel your bones? Does the bones take you? Diretta dal palazzetto comunale di Pavia di Udine, 1 pari. Nel corso di questa partita inizia il terzo set dell'incontro odierno tra Bluti in Pavia di Udine e Corti Capitali 5-14 il primo, 18-25 il secondo. Che fosse una trasferta insidiosa ne eravamo consapevoli, però speriamo di aver trovato la quadra dopo il primo set di gioco. Allora, riepilogo punti, cominciando sempre dalla squadra casalinga. Servizio nelle mani del Blue Team Pavia di Udine. Vediamo un
po'. Vediamo il servizio. Numero 12 Pascucci, arriva dentro. Totali di squadra del secondo set, del primo e secondo set, scusate. Manni 2 punti, per Alpi 3, 8 Sangoi, 4 Bertolla, 2 Marcuzzi e ben 12 Pascucci, 31 punti di squadra. Lato Rotoblat, vediamo ancora il servizio di Pascucci. Riceve Bellini, questa volta Braida. Vende proprio Pascucci, non ho visto male. Scusate, era il numero 7 in realtà. Subito Braida, provato. Braida. Lato Bellini, sul tempo di riceve Sangoi. Alpi, bucata per Alpi. Giulia Manetti, lo pari. Punti di squadra della Rotoblat, Rotto. 3 per De Valli. Monster block, monster block, monster, monster, monster block. Giulia Manetti sul servizio. Murettino. Fatto l'attacco ma non è riuscito a Blue Team. Tiello. Mure e palleggia anche. Arriva al punto di wow. C'è un richiamo a ha chiamato De Valli, infatti stavo dicendo che un po' l'asta è leggermente piegata, infatti non è fissata bene allora ho dovuto chiedere l'intervento della nostra capitana di Braida per raddrizzare l'asta. Servizio di Pelalpi e in rete 2 pali. Il servizio di Manni, quindi Braida, no, vincente, 3 pali. Ancora Sangoi, Murat 2 volte Sangoi, Manni stavolta allora dal lato di Pelalpi, Mualletto vantaggio per il Blue Team. Servizio battuto, lo riceve Orlandini, Braida. A Corrandini, 4 pali. Geval, Jessica Geval al servizio.
servizio la numero 11 Maria Marcuzzi. Bellini, Braida in corsa, subito Bellini dall'altra parte, in free ball, poi l'Alpi. Pascucci, pallonetto. Allora 3-4 anche per il film anche per il servizio di Moretti, scusate, di Marcuzzi. Di gol Braida, centro Manetti, che miracolo di Pascucci, Manetti ancora. Maria Marcuzzi ancora lei al servizio del 7-4. Piero Bon riceve free ball. Piero Bon, la Torlandini a sfruttare della Rotterdam Volley. Poco ma out. 8-6. Riceve l'Alpi. E dipende Bellini, Bright, Piero Bon, Bellini. Ancora per altri a difendere. Lato out. Tacco. Paia chiuso gol. Spara sulla nostra posizione. 7-8 il punteggio. Ancora Orlandini il servizio. Punto. Riceve ancora Alpi. Manetti. Ancora Bellini a difendere. Braida, Bellini ad attaccare. Curata Bellini. Manetti. Braida. Ancora Manetti. Bellini attacca. E stavolta vincente. Parità. Quanto pari? Ma ancora lei. Pascucci. Manni. Pascucci attacca. Murata Pascucci. Sempre nella metà campo. Ma che spreco, peccato, poteva essere un'occasione importante. Pascucci 9-8 per il Blue Team che ritorna in vantaggio. Bravo Bon! Col piede ha saltato. Ha provato Manetti! Il miracolo di Piero Bon e la bomba di Manetti ritirano la parità.
De Val. Quando al minuto. Monster, monster, monster. 19. Vantaggio Rotoplas. Ancora Mannini. Rete. 10 pari. Andiamo al servizio. Data Bertolla. Orlandini. Braida in free ball. Mannini. Troppa. Peccato, un centesimo. Servizio sul tiro buono da parte di Bertoni. De Valle. Federica Braida, Indio, out, 12-11, nuovo vantaggio per il Blue Team, servizio, palla numero 3, Margherita Manni al servizio, Braida. Bellini al netto, vincente Alice Bellini, parità di nuovo al Palazzetto Comunale di Pavia di Udine. Vediamo Alice Bellini al servizio, e il servizio e arriva Leis. Pelalpi, Orlandini, Alice, devo dire Emma Orlandini, 14-12, il pot. Il dolce fruscio della neve che riempie i paesaggi di meraviglia. Il fascino di viaggiare tra gesti antichi e nuovi sapori. Le 1000 scintille che accendono e scaldano le notti più lunghe. E naturalmente la gioia dello sci per un inverno semplicemente perfetto. Respira, sei in Trentino. Dal Palazzetto Comunale di Pavia di Udine, e lì di servizio in rete, 13-14. Servizio Pelalpi, servizio fatto bene, Piero Boni, Braida, Fiello, Arbu. Jessica De Val al servizio, battuto Manni, tenta l'attacco
out. Servizio out, 16-14. La pronta Petruzziello al servizio. C'è la free ball. Braida. Orlandini e la sfrutta. Free ball sfruttato. 17° punto per la Rotterdam. 17-14 nel corso della terza frazione di gioco. Andiamo in parziali. 5-14, primo 18-25 secondo. E Lorenz! In diretta dal tetto comunale di Pagliarini di campo 14 Morettin in servizio di Petruzziello. Manni attacco vincente dalle mani di Orlandini e Manni da parte già da Sangoni manca servizio. Il servizio di Sangoi, servizio battuto, riceve Piero Botti, Braida, la Orlandini, fende Morettin, però c'è la free ball, ancora Orlandini e ancora Orlandini, volta l'attacco vincente. Siamo sulle 19-15. Attaccare lei, difende Mirobon, Manetti, Biellini attacca, provato l'attacco ma per Albi indice di difende, attacca Braida, Petruzziello, difficile questo attacco, ancora Paccucci, e il terzo tentativo è buono. Andiamo sulle capitano Pascucci e il primo arbitro. Cambio, Giulia Manetti lascia il posto a Caterina Miori. C'è 19 punteggio. Va proprio Pascucci a servire, scusate, riceve Bellini. Bellini a attaccare time out per Luca Palladini di risposta. When you
diretta dal palazzetto comunale di Pavia di Udine. Siamo sul 17-19, sempre a favore delle ragazze di Luca Parlatini. Giulia Pascucci al servizio, riceve Bellini. Braida subito, mirata da Bertolla. 18-19. Meno uno tra le due formazioni. È out. 8-20. Caterina Fiori al servizio. Fa tutto su Pelalpi. Pelalpi attacca. Out. È out. 21-18. Ancora Caterina Fiori al Morettini. Subito. Un'infrazione di secondo tocco per una doppia. Servizio Ester Bertolla. Bellini. Invasione di carichi delle sue ragazze in centro della rete. Gesto sportivo di Braida, ma soprattutto anche per non fare innervosire le sue compagne. Riceve Orlandini, non c'è la free ball. Attacco. L'ultima fase. 22-20. Morettini prova per Alpi, ma niente da fare. Braida stop. Braida Truzziello. Morettino. Braida Truzziello. Ancora Braida al servizio. Servizio partito su Pelalpi. Manni. Attacco innocente di Ancora. Guardato perplessa Braida come se l'avesse fatto lei il passaggio così. Però va bene. Servizio Margherita Manni sul 23-21. Servizio con lo chiuso del match. Braida Piero Bon Petruzziello Murata. Uscita Braida. Battaglia all'ultimo pallone. Orlamini difende Braida e Piero Bon. Bellini Ascucci.
Morettin! Interminabile a questo punto, Braida! Dietro! Credo si sia infortunata la numero 4 per Alpi. Vediamo se si rialza, perché è caduta a terra. Si la mette giù male. Sì. C'è il cambio, infatti. Letizia Franceschin prende il posto di Giulia Felalpi. L'avevo visto subito appena è rimasta a terra che si è girata la caviglia. Cosa dico? Felalpi? Perché te va per Alpi come la città, scusa. Perché non mi riesce. Ho il problema delle doppie oltre che degli accenti e delle esse. Allora, infortunio per Giulia Felalpi. Scusate i tifosi del Blue Team se sbaglio la pronuncia di questa giocatrice. Allora c'è il set ball per la rotola 24-21. È out. Primo set annullato. Ricordiamo che Luca ha ancora un time out a disposizione, mentre il coach Leone li ha già esauriti. Servizio Letizia Franceschini, riceve Orlandini, Braida, proprio Orlandini ad attaccare, difende Morettin, infatti si è provato l'attacco che difende rapido Orlandini, ancora Morettin a difendere, Pascucci e 4 solo adesso Luca chiamerà del time out. Eccolo qua, mini spot per noi. All'epilogo di questo terzo set ormai da ambo i lati, perché 24-23, due time out usate da ambo le parti, quindi Prezzo si va avanti solo con le proprie forze. Riceve Orlandini il servizio, Petruzziello, Mantini, ma Orlandini 25-23. Orlandini 25-23. Pausa sponsor, ritorniamo per l'inizio del quarto set. Does the beat take you over? You just can't breathe. Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Take you
Take you. Eccoci nuovamente in diretta per l'inizio del quarto set al palazzetto comunale di Pavia di Udine. 25 a 14 il primo set, 18 25 il secondo, 23 25 il terzo, 2 a 1 Protoblast Volano Volley su Blue Team Pavia di Udine. Servizio di Jessica De Val, battuto su Loretin Manni. L'unico attacco di Franceschini che è entrata al posto dell'infortunata della Rotterdam con Orlandini, ok. Scusa, 1-0 Rotterdam, allora riepilogo punti. Cominciando dalla squadra di casa. 3 punti per Manni, 5 per Pedali che chiuderà qui il in squadra 45. Braga Truffiella una a due mani. Manni lato Sangoi va a superare il tetto Braida e Braida dall'altro lato. Manni bellissimo vantaggio su Franceschini e Manni invece 2 pali. 5 punti per Deval, 4 punti per Manetti, 4 punti per Braida, 10 punti per Orlandini, 11 per Petruzziello, 14 per Bellini, 48 punti di squadra. Riceve Braida, scusa Bellini, Braida, però c'è la free ball. Oh, attenzione Manni, out. Allora, oltre l'asta, 2 a 1. Braida, scusate l'attacco.
diretta. Servizio di Carlotta su Pascucci. Manni, subito ha tentato l'attacco sia Marcusi ma anche Braida. Pallonetto di Franceschini. Piero Boni sul gol. Attenzione Pascucci. Manni, dato ancora Franceschini. Quarto tocco. Arriva il quarto tocco. 6-1. Altro time out per Leone, altro mini spot per noi. Smart Sound. Smart Sound. Di nuovo in diretta dal palazzetto comunale di Pavia di Udine. Coach Pasquale Leone ha già usato 2 time out dopo 8 azioni di gioco di questo quarto set. 7-1 a favore della Rotoblas. Siamo ancora a Carlotta. Out. Due 7 chiude il break, buon break della Rotoblas. Manni, tutto il servizio su Bellini, Braida al centro, Manni di nuovo Braida subito. Moretti, attacco out di Zangoin del sinistra. Riceve Pascucci, Manni. Servizio provato, scusa, il tentativo d'attacco di Sangue non è andato mobile. Bellini, Murati, raga, dato, dipende. Ci riprova Sangoy ma dipende Piero. Braida, in scivolata, mamma mia. Bellini, e il tempo di Alice. 9-2. Frappa per cambio di palleggiatori da Manni per Agnete Frappa e 8-2 e 8-3 scusa. Attenzione, attacca ed è out attacco di campo. Più 9 servizio di Orlandini non so se stagionale, di sicuro della partita odierna sì. È il fallo, un altro fallo, un altro punto, 11. Non ho visto l'invasione. Punto qui per Bravo.
Orlandini ancora il suo servizio. Morettini attacca subito Vincente, sì. Vabbè. Cambio. Giulia Manetti rilascia il posto a Caterina Miori. Letizia Franceschinis al servizio. Con il tiro del netto. Oh, queste distrazioni Bellini. Sono 10 punti di distacco adesso. Non è ancora finita, ne mancano 10 di vantaggio, ma ne mancano ancora 11 per portarsi a casa l'intera posta. Mai dare nulla per scontato. Mai dare nulla per scontato. Siamo su 5-14. Il vantaggio è tanto, ma non bisogna adagiarsi. Aldori però buono stavolta riceve bene, bravo. Sente 5-15. Elena Miori, Morettini riceve l'attacco di Tangoi dopo il palleggio di Frappa. Maria Marcuzzi al servizio. Battuto Orlandini a 15 7-15 sembra a nostro favore, con il servizio ancora di Marconi. Battuto su Orlandini, Braida al centro, Tiello difende su attacco Orlandini, netto di Bellini. Sono 10 punti di vantaggio, 7-17. Il servizio di Tangoi su Piero Braida. De Valli subito provato, però difende Franceschini. Morettini, Pascucci in pallonetti difende Orlandini. Braida, Fiello pallonetti difende Tangoi. Pascucci, mamma mia, cosa di innescato Piero Bon. E cosa ha fatto? E che attacco ha fatto Carli, 18. Restano 10 punti di distacco nel corso del quarto set. Ricordiamo che se la Roma dovesse vincere questa partita, questo set, sarebbe la quinta di fila, la vittoria numero 5 di questo girone di ritorno su 5 giocate e anche
15 punti su 15 in questo giro di ritorno. Pascucci, out! Out! 9 a 18, 9 a 8. 9 a 8, scusate. Orlandini 20 a 8. Il nostro mago delle statistiche ormai sta. Ora Bellini riceve Franceschini. Trappa. Goi e vincente. 9 a 20. Massimo vantaggio della partita, 12 punti. Vediamo. Riceve Orlandini. Sì, fallo. Sì. Minuto 10 a 20. Ancora Pascucci al servizio. Vediamo il servizio di Pascucci. Braida e Piero Gol riceve. Braida. Murata. Braida ancora. Orlandini. Murata. E uno vincente. 11 a 20. Ancora Pascucci 11 a 20, 9 punti. Riceve Orlandini, ancora lei. Braida. Orlandini attaccare. Murata da Bertolla. Trappa. Pascucci difende per Braida al centro. Bellini. 1 a 11. Riceve Franceschini, Trappa al centro, ha tentato il pallonetto vincente di Cangoi. 12 a 21. Cambio, entra Ilenia Calda per Emma Orlandini. Però esci di là, ti devo finire la telecronaca. Allora, ancora Petrutella, autrice dell'1-2. Per poco! Per poco non si trasformava in un altro ace. Adia! Ma che apre, Ilenia, infatti, ma che cosa dico? Ilenia! Scrive anche lei il suo nome nel taccuino della B1.
come la sua gemella Asia. 24-12, match ball Rotoblast. Piello, Pascucci, Trappa, Franceschini si difende, Piero Bon, ancora Ilenia! Ilenia chiude, è finita, è finita, è finita, è finita, è finita, lo dico 5 volte perché sono 5 di fila e soprattutto punteggio pieno, 15 punti e non c'è il saluto sotto rete delle due giocatrici, vediamo un po'. Ecco, scusa, ecco che arriva il saluto agli arbitri, eccolo qui. Allora è finita qui la partita, la Rotoblast Volano Volley batte per 3-1 il Blue Team Pavia di Udine. Caro Fabrizio, ne abbiamo giocate 5 in questo giro di ritorno. Quanti punti abbiamo fatto? 15. Quindi per il momento abbiamo fatto il pienone. Però adesso arrivano le partite più toste, perché adesso arriva il pilotto. In ordine, Volley 90, poi Alta Frate, poi Nardi, Pallavolo Volta e per quarta a separarci da Arena Volley Team Verona, che sarà la quinta, ci sarà la trasferta, anzi la partita in casa con Porto, quindi 5 partite adesso complicatissime. Allora ringrazio Andrea Dei, il nostro mago delle statistiche, Fabrizio Strave, il nostro regista. Grazie a tutti per essere stati con noi. L'appuntamento è sabato prossimo all'Arena Biancorossa contro il Volley 90. A tutti voi l'augurio di una buona serata e ci rivediamo sabato. Over, you just can't breathe. Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones? Does the bones take you? Do you feel your bones take you? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Take you. Does the